Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Etna, aeroporto ancora chiuso a Catania per l'attività del vulcano, diversi voli che sono stati dirottati su Palermo e Comiso. Domenica di paura a Palermo, uomo uccide a coltellate il suo coinquilino, si barrica in casa e apre il gas, strada chiusa, palazzo sgombrato e dopo ore di trattative l'irruzione dei carabinieri e l'arresto dell'omicidio. A Catania si riunisce oggi la Commissione regionale antimafia dopo gli ennesimi episodi di sparatorie da un quartiere all'altro nei quali si conta anche un ferito. Enna, a fare esplodere la protesta dei detenuti sarebbe stato un guasto alla centralina telefonica. I sindacati denunciano sovraffollamento e mancanza di personale favoriscono la mafia. A Agrigento, al reparto di radioterapia dell'ospedale, arrivano 2 speciali operatori a 4 zampe. Margot e Ariel aiutano i pazienti oncologici ad affrontare con più serenità le cure. Come sarà la Terra nel 2300? Ad Sidera c'era una volta celeste è il titolo del viaggio immersivo tra stelle, storia e futuro organizzato a Modica attraverso visori in realtà virtuale per raccontare il cambiamento climatico e il rapporto tra l'uomo e il pianeta. Pallanuoto femminile, l'equipe Orizzonte Catania è tornata in città dopo aver conquistato il suo 26esimo scudetto, battuta 13-10 la SIS Roma. Calcio, Catania, il mercato entra nel vivo, il club rossazzurro punta a rinnovare l'organico in tutti i reparti. E come sentivate dai titoli, l'Etna è ancora in eruzione con un'alta colonna di cenere che ricade sui paesi pedemontani. Niente voli in arrivo e in partenza da Fontanarossa, traffico aereo che è dirottato a Palermo e a Comiso. Gli aggiornamenti nel servizio di Tonino De Mana. Niente arrivi e niente partenze, almeno fino alle 12, con voli dirottati a Palermo e Comiso, mentre si susseguono le riunioni operative perché la situazione è in continua evoluzione. Alba suggestiva, questa una prospettiva da Adrano contrassegnata da una colonna di fumo alta 1,5 chilometri con cenere lavica che ricade sui paesi pedemontani. Tutto dipende dalla direzione dei venti, specie in quota, e naturalmente dall'Etna, tornata a farsi vedere e sentire con intense emissioni dalla bocca sull'alto fianco orientale del cratere Voragine. Una nuova eruzione che segue una precedente attività effusiva prodotta dalla bocca quota 3030 sul livello del mare, iniziata il 26 giugno e gradualmente esaurita il 4 di luglio. È quella nella notte del 2 e il 3 di luglio, quando si era formato un secondo piccolo flusso lavico tra la bocca in attività stromboliana e la bocca effusiva, durata poche ore. Situazione in evoluzione ed imprevedibile, secondo l'INGV. Con allerta rossa a Vona è stata una domenica nera, con 129 voli cancellati tra arrivi e partenze e 61 dirottati. GESAP, l'ente che gestisce l'aeroporto di Palermo, ha fatto sapere che da Catania sono stati deviati 23 voli, ma non si sono registrati particolari disagi. I passeggeri sono stati tutti trasferiti in pullman fino all'aeroporto Fontanarossa. Analogo discorso per Comiso, operativo già dalle prime ore del mattino. SAC, società che gestisce lo scalo Etneo, suggerisce infine ai passeggeri di verificare sempre lo stato del volo con la compagnia aerea di riferimento prima di recarsi in aeroporto. Ed è stata una domenica di tensione a Palermo. Un uomo ha ucciso a coltellate il suo coinquilino e si è barricato in casa dove ha aperto il gas minacciando di fare esplodere l'intero palazzo. Strada chiusa, case sgombrate, dopo ore di trattative, l'irruzione dei carabinieri. Manlio Viola. Si chiama Francesco Cusumano, l'uomo di 38 anni, protagonista della domenica di terrore andata in scena a Palermo. È stato fermato dai carabinieri dopo una irruzione in un appartamento di via San Polo, dopo circa 6 ore di trattative. Ora si trova in caserma dove dovrà rispondere davanti al PM delle accuse di omicidio e minacciata strage. La vicenda è iniziata intorno alle 11:30 del mattino in uno stabile di via San Polo 486 all'angolo con la centralissima piazza Don Bosco. Lì abitano 3 uomini, uno di questi è appena uscito per andare al mercato. Fra i 2 rimasti in casa scoppia una lite, l'ennesima per questioni legate al pagamento delle bollette e dell'affitto. Al culmine dello scontro Francesco Cusumano, 38 anni, accoltella mortalmente Francesco Spataro di 53 e abbandona il cadavere nel pianerottolo, poi si barrica in casa e apre il gas. I vicini chiamano i vigili del fuoco proprio per il forte odore di gas e i pompieri trovano il cadavere. Mentre arrivano i carabinieri torna anche il terzo inquilino. Lo stabile viene sgombrato, la strada viene chiusa. Simone abita proprio di fronte all'appartamento del secondo piano, teatro della vicenda. Conosciamo il terzo coinquilino perché mia moglie che è nata qua, quindi ha 40 anni che è qua. Ci conosciamo un pochino tutti nella zona.
Gli altri due ti so dire poco. Mentre i carabinieri trattano, i tecnici dell'AMG mettono i sigilli alla presa del gas dell'intero palazzo, così i carabinieri possono fare irruzione, ma quando vede entrare i militari, Cusumano poco prima delle 18 si consegna. Il 38enne è anche destinatario di un precedente ordine restrittivo di divieto di avvicinamento emesso nell'ambito di un'altra vicenda nei confronti di una quarta persona e per questo da un paio di settimane si era trasferito nell'appartamento di via San Polo, teatro della vicenda di oggi. Un uomo di 66 anni, Vincenzo Giudice, pensionato, è morto annegato a Gela nel tratto antistante il lungomare Federico II di Svevia. L'uomo è stato trascinato dalle forti correnti, vano ogni tentativo di salvataggio. A Catania oggi arriva la Commissione regionale antimafia dopo le recenti sparatorie a breve distanza l'una dall'altra in diversi quartieri della città. Lorena Dolci. Non tacciano lungo le armi, si spara da un quartiere all'altro di Catania. Altre 2 sparatorie in un caldo sabato estivo. L'episodio più grave la notte scorsa in via Stella Polare, zona San Cristoforo. Poco dopo le 21 un uomo di 33 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola a un gluteo. È stato soccorso e trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Più o meno nelle stesse ore altri colpi di pistola, questa volta in via Ammiraglio Caracciolo. Indaga la polizia che sta cercando di capire se le 2 sparatorie siano collegate o si tratta di episodi maturati in contesti diversi. Si allunga così la lista dei fatti di cronaca che spesso vedono contrapposti fazioni dello stesso clan, faide, regolamenti di conti, giovani emergenti, una polveriera pronta a esplodere con l'uso dilagante delle armi anche da guerra. 2 sparatori a fine giugno nella stessa notte con un giovane di 25 anni gambizzato. Di qualche giorno fa il fermo di 5 persone per le scene da Far West avvenute l'11 giugno in piazza Beppe Montana nel quartiere San Giovanni Galermo con il ferimento di 3 minorenni. A Palermo 30 colpi di Kalashnikov contro un bar, il bar Cherie nel quartiere Zen. È il terzo attentato in 2 settimane, danneggiate le vetrate. Marco Gulla. La mafia torna a sparare, lo fa con 30 colpi di Kalashnikov contro il bar Cherie di via Ignazio Mormino allo Zen. La raffica ha mandato in frantumi la vetrata laterale dell'esercizio commerciale, un'ulteriore conferma che il locale è finito nel mirino del racket. È il terzo episodio in appena 2 settimane. Il 17 giugno davanti al bar erano stati piazzati un petardo, alcune bottiglie contenenti benzina e un foglietto con una richiesta di 5.000 euro. Appena una settimana dopo, il 24 giugno, era arrivata una nuova intimidazione. Alcuni giovani avevano dato fuoco ai condizionatori esterni del bar. In quel caso i danni erano rimasti limitati alla parte esterna. Adesso un nuovo episodio con l'uso del Kalashnikov. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della polizia insieme al personale della scientifica per i rilievi. Gli agenti hanno transennato l'area per repertare la ventina di bossoli e analizzare la traiettoria dei colpi. Le indagini sono in corso per cercare di dare un volto e un nome ai responsabili, anche grazie all'ausilio degli occhi elettronici, un segnale pesante che richiama la lunga scia di raid e minacce registrata negli ultimi mesi tra la città e la costa occidentale, da Sferracavallo a Capaci. Il bar Cherie era già comparso in passato nelle conversazioni di Cosa Nostra, con le buone e con le cattive, diceva Domenico Ciaramitaro, mafioso della Marinella, parlando con Francesco Stagno. Il GIP di Firenze ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Corleone per Maria Concetta Rina, la maggiore delle figlie di Totò Riina, indagata in concorso col marito Antonino Ciavarello nell'inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di 2 imprenditori toscani. E dopo la rivolta nel carcere di Enna, i sindacati ora denunciano ancora una volta sovraffollamenti e mancanza di personale negli istituti penitenziari favoriscono la mafia. Emanuela Corsi. La tensione era palpabile da mesi, alimentata dai tanti sequestri di cellulari e droga che venivano introdotti all'interno dell'istituto. L'ultimo ieri mattina. È bastato poi il blocco temporaneo dei contatti con i familiari per una centralina fuori uso colpita da un fulmine a scatenare la violenta rivolta. È drammatico il bilancio della sommossa avvenuta ieri nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna. Padiglioni devastati, materassi dati alle fiamme e danni strutturali stimati in 200.000 euro. L'ordine è stato ripristinato
terminato solo in serata, dopo ore di altissima tensione, grazie all'intervento della polizia penitenziaria, supportata all'esterno da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco, impegnati a domare i roghi. Diversi agenti e detenuti sono rimasti lievemente intossicati dal fumo. 8 persone, i promotori della rivolta, sono stati arrestati e trasferiti. Per Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della polizia penitenziaria, è la prova che lo Stato ha perso il controllo degli istituti penitenziari. Dietro il pretesto del guasto telefonico si nasconde infatti una crisi strutturale esplosiva. Sovraffollamento da un lato, carenza di personale dall'altro. Una situazione che diventa terreno fertile anche per la mafia, che può agire indisturbata dentro le carceri al collasso. Un carcere permeabile consente alla criminalità di poter interloquire interno e esterno, e quindi il lavoro dei magistrati e delle altre forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, viene vanificata da questa situazione delle carceri. A Messina intanto un detenuto del carcere di Gazzi avrebbe colpito un agente con un pugno e avrebbe tentato di strangolarlo. La storia del medico che rinchiude una paziente in una stanza alla guardia medica di Caltanissetta. Momenti di tensione, poi arriva la polizia, ci racconta tutto Rita Cinardi. Urla, momenti di forte tensione e l'intervento di polizia, carabinieri e personale del 118. Mattinata movimentata alla guardia medica di Via Malta a Caltanissetta, dove un medico, al termine del turno notturno, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dopo un episodio che ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il professionista avrebbe improvvisamente dato in escandescenza. Una paziente che si era presentata in guardia medica accusando un malore sarebbe stata rinchiusa dal medico in uno dei locali della struttura. A notare quanto stava accadendo è stata la collega arrivata per il cambio turno, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il medico al Sant'Elia. Anche in ospedale il professionista avrebbe continuato a manifestare un forte stato di agitazione. Dopo essere stato visitato dallo psichiatra di turno, ha deciso di ricoverarsi volontariamente nel reparto di psichiatria. Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il medico aveva appena terminato un turno di 12 ore. Se vi sia un collegamento con quanto accaduto, saranno gli accertamenti a stabilirlo. Di certo resta il tema del carico di lavoro che quotidianamente grava sui camici bianchi impegnati nella continuità assistenziale. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo, vedremo le immagini degli speciali operatori a 4 zampe nel reparto di radioterapia dell'ospedale di Agrigento e poi anche la prospettiva per la terra. È stata una prima domenica di luglio con temperature sopra i 30 gradi, ma da giovedì si potrebbero superare anche i 40. Intanto i turisti resistono e vanno alla scoperta dei centri storici dell'isola. Francesco Aloi. Fa caldissimo, sì, tanto caldo. Però è rinfrescante qui vicino alla fontana, girando si trova un po' di refrigerio. Il gorgoglio della fontana a Ortigia allevia il caldo. I turisti si avvicinano e scattano qualche foto. A Siracusa i turisti amano farsi una foto con l'acqua dietro. Nel centro storico di Siracusa si va a caccia di storia e cultura. Adesso abbiamo visitato qui la fontana di Diana, andiamo a vedere il Duomo e poi anche un po' di mare, sì, anche. Arrivato da Canada a Toronto e qua sta caldo morire, troppo caldo. E c'è chi ne approfitta per andare in spiaggia. Questa è Cala Rossa, a 2 passi dal Duomo. Veramente bellissimo, poi dopo la sessione, gli esami, l'università, la scuola, qualsiasi cosa sia, è veramente rigenerante. Spiagge piene comunque in tutta la regione, da Catania a Palermo. E da metà settimana in Sicilia arriverà il gran caldo. Parola dell'esperto. Raggiungeremo così valori nelle zone di pianura dell'interno fino a 40 gradi, mentre sulla costa andrà meglio, anche se anche qui le temperature sono destinate ad aumentare. Il mare quindi sarà necessario. Quello cristallino di Lampedusa lo si potrà raggiungere con questo nuovo traghetto, il Costanza Prima di Sicilia, provato proprio nel giorno della visita di Papa Leone. Un investimento sociale, lo definisce il sindaco Mannino, la prima nave made in Sicily costruita in tempi record. Prima di Ferragosto dovrebbe esserci la prima corsa, aperta a tutti.
Al reparto di radioterapia dell'ospedale di Agrigento arrivano 2 speciali operatori a 4 zampe, Margot e Ariel, 2 golden retriever che aiutano i pazienti oncologici ad affrontare con più serenità l'attesa delle cure. In corsia arrivano 2 angeli a 4 zampe. Si chiamano Margot e Ariel e, con la loro dolcezza, trasformano l'attesa delle cure in un momento più sereno. Accade nel reparto di radioterapia dell'ospedale di Agrigento, dove 2 golden retriever regalano sorrisi e conforto ai pazienti oncologici. All'interno delle sale d'attesa è sempre un momento di incertezza, di speranza, di paura. E poter creare una condizione di benessere del paziente, che non è solo fisico ma proprio dell'anima, determina un abbattimento di quelle che sono le barriere tra l'operatore sanitario e il paziente stesso. Da oltre un anno sono il volto del progetto Un sorriso a 4 zampe, promosso dall'ASP di Agrigento, l'azienda sanitaria provinciale, insieme all'associazione Pet Rainbow di San Giovanni Gemini. Gli animali diventano un catalizzatore, diventano un ponte affettivo e abbiamo visto qui dai pazienti che magari in un primo momento erano un po' così titubanti, no? Anche, mentre altri magari erano entusiasti perché magari avevano già la presenza dell'animale a casa o piuttosto li amano. Un'iniziativa che punta ad alleviare ansie e paure in un percorso spesso difficile. In un luogo segnato dalla sofferenza, la presenza di Margot e Ariel porta leggerezza e umanità, benefici che si riflettono non solo sui pazienti, ma anche su medici, infermieri e operatori sanitari. Carezze, coccole e tanti sorrisi, piccoli gesti che aiutano ad affrontare con più forza la sfida della malattia. Come sarà la Terra nel 2300? Ad Sidera c'era una volta celeste, il titolo del viaggio immersivo tra le stelle, la storia e il futuro, organizzato a Modica attraverso visori in realtà virtuale, il cielo come filo conduttore per raccontare il cambiamento climatico e il rapporto tra l'uomo e il pianeta, un percorso tra arte, cinema e scienza. Veronica Barbarino. Come sarà la Terra nel 2300? Quali scenari erediteranno le generazioni future? Sono le domande che guidano Ad Sidera C'era una volta celeste, l'esperienza immersiva in realtà virtuale a 360 gradi ospitata a Modica per tutta l'estate. Scritta e diretta dalla regista e astrofotografa Alessia Scarso, l'opera invita il pubblico ad alzare lo sguardo verso il cielo per riflettere sul destino del pianeta. Attraverso visori VR, gli spettatori vivranno un viaggio nella storia, dalle prime civiltà che interpretavano il cielo osservando le stelle, fino a una realistica proiezione dell'anno 2300. Grazie infatti alla collaborazione con il progetto Cassandra, una piattaforma tecnologica con intelligenza artificiale che elabora dati ambientali, è stato possibile prevedere 2 scenari. Abbiamo 2 ipotesi. Il primo è che nel 2300 avremo una desertificazione della Sicilia. Dall'altra parte, se invece prendiamo consapevolezza, come potremmo costruire gli edifici e come potrebbe essere la vita sociale, architettonica, ambientale di una città nel 2300. Premiata come migliore esperienza immersiva al CERN di Ginevra e come miglior video a 360 gradi ai Cannes Film Awards, Ad Sidera vuole non solo far riflettere sul mondo che stiamo costruendo, ma anche lanciare un messaggio nel tempo. Abbiamo pensato contestualmente di trasformare il libro degli ospiti che si ha all'interno di un'esperienza, solitamente, in un libro per i nostri posteri. Conserveremo sigillati in pietra per essere aperti solamente nel 2300. E voi, cosa direste agli abitanti del futuro? Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di sport. Parliamo di sport, è rientrata in città la squadra dell'Orizzonte Catania che, battendo 13-10 la SIS Roma, ha conquistato il 26esimo scudetto della sua storia nella pallanuoto femminile. Tonino De Mana.
è un orizzonte no limits, capace di mettere in bacheca 26 scudetti, gli ultimi 7 consecutivi. Il cielo di Ostia è rosso-azzurro, con le catanesi che battono la SIS Roma nella finalissima scudetto al termine di una sfida intensa ed avvincente. Non inganni il definitivo 13-10, visto che la gara è stata un concentrato di spettacolo ed emozioni. Grande equilibrio nel primo tempo, chiuso in parità 2-2, poi l'allungo di Roma 3-1 il secondo parziale e la controffensiva delle Etnee che piazzano un perentorio 7-2 che ribalta la storia. Nell'ultimo parziale c'è solo da respingere il tentativo di ritorno delle giallorosse prima di mettere le mani sull'ennesimo trofeo. Ed eccola la Coppa che vale il 26esimo titolo nazionale. In queste immagini l'arrivo all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Poche ore di sonno, tanta stanchezza e altrettanta soddisfazione per l'allenatrice Martina Miceli. Alla lunga è venuta fuori la nostra miglior qualità e la nostra miglior preparazione, quello sicuramente. Una dedica. Giuseppe, Giorgio, che è come se stessero qua con noi. Mi piace dedicarla a ogni ragazza perché veramente se la sono sudata, e a ogni persona che sta dietro le quinte nel nostro staff. Vorrei dedicarla alla città di Catania. Gli fa eco il presidente Tania Di Mario. Vorrei fare un grandissimo ringraziamento soprattutto alle ragazze perché è stata una finale difficilissima, forse nella mia top 3 delle finali difficili. Devo dire che oggi sono un presidente orgoglioso. Scudetto e Coppa Italia in bacheca per una leggenda chiamata Orizzonte. Sul calcio, tante trattative in corso per il Catania che dopo aver cambiato i vertici tecnici punta a rinnovare l'organico in tutti i reparti. Sergio Colosi. Il mercato del Catania entra nel vivo e servirà un'accelerazione in vista della doppia fase del ritiro, la prima al Massimino, la seconda a Norcia, per consegnare a Longo nei tempi previsti la base tecnica su cui lavorare. Compito non semplice per Varrà, in considerazione dell'organico da rinnovare sotto l'aspetto numerico, contrattuale e qualitativo, con un abbassamento dell'età media. Di obiettivi ce ne sono già tanti. Contatti avviati con il Crotone per quei calciatori che Longo conosce bene per averli allenati negli ultimi 2 campionati. Per la mediana interessano Vinicius e Gallo, per l'attacco Musso 9 gol quest'anno e Zunno, per la difesa Di Pasquale. Oltre a Capomaggio e Scognamillo che difficilmente lasceranno Salerno e Benevento, varrà un dialogo aperto con l'attaccante Ferdinando De Sole con cui ha lavorato a Potenza. Per Gori invece rischia di aprirsi un'asta a 3, Catania, Padova e Pescara. Parecchi estimatori per Andrea Rizzopinna, il cui cartellino è valutato dal Cosenza €500.000, trattabili comunque. Sul fronte dei rinnovi Allegretto sembra pronto, Concelli l'accordo ancora non c'è. Il Palermo, dopo l'ufficializzazione di Cassandro, attende a breve la fumata bianca anche per Hernani, occhi puntati su Compagnon del Venezia. Marco Gullà. Dopo Estevez, da ieri ufficiale anche Tommaso Cassandro, difensore acquistato dal Como e nelle ultime stagioni in prestito al Catanzaro. Il Palermo accelera sul mercato anche perché da venerdì inizierà il ritiro in Trentino Alto Adige. A breve sarà ufficiale anche il centrocampista Hernani in arrivo dal Monza. L'attenzione del direttore sportivo rosanero Carlo Osti adesso si focalizza sulla linea mediana, dove il nome in cima alla lista dei desideri resta stabilmente quello di Simone Trimboli del Mantova, ma c'è anche la Cremonese. Come esterno offensivo sta prendendo quota con grande convinzione il profilo di Mattia Compagnon del Venezia, considerato un innesto ideale. Sul taccuino di Osti restano stabili e vive le candidature di Pontus Alquist dal Parma, di Rui Modesto e dei 2 gioielli del Mantova Davide Bragantini e Tommaso Marras. Per quanto riguarda il fronte che conduce al giovane talento Emanuele Rao, i contatti con il Napoli rimangono aperti e la pista è da considerarsi assolutamente viva. L'operazione richiede però una necessaria fase di attesa, prima le valutazioni di Max Allegri. Sul fronte delle uscite non si registrano invece novità rilevanti, si attendono offerte per giocatori come Gomez, Blen e Brunori che non rientrano nel progetto tecnico del club. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.